che cosa mi ha ispirato questo libro. Allora, vi posso raccontare che dobbiamo andare un po' indietro negli anni, no? Io ho fatto l'università come Filippo, mi sono laureato in lingua inglese, no? Storia, lingua e letteratura inglese, quindi il mio background sono gli autori inglesi più che americani. Poi mi sarebbe piaciuto anche approfondire la letteratura anglo-americana, ma era un'altra disciplina, un'altra laurea. Ecco, quindi mi è sempre interessato, diciamo, lo studio della lingua inglese e anche gli scrittori. Naturalmente parlando di scrittori indiani, no? Non parliamo di lingua americana, ma parliamo proprio di inglese, e questo me lo può... ecco, quindi, si parla di inglese. Ecco, appunto. E, tornando alla mia esperienza personale, diciamo che circa 10 anni fa ho fatto una passeggiata verso la mia vecchia sede principale di Ca' Foscari e ho guardato un po' le vetrine delle librerie che sono le Ca' Foscarine, no? Si chiamano, sono due Ca' Foscarine, una per andare al campo San Barbara, non so se è presente, c'è una calletta, no? Vicino, e mi ha tirato un libro, adesso non ho qui, anzi ce l'avrei ma dovrei alzarmi, che appunto aveva una bella copertina ammiccante, no? Con un tempio indiano nel sottofondo, nello sfondo, e poi aveva la parola tale. La parola tale vuol dire racconto. A me sono sempre piaciuti i racconti, più che i romanzi. Questo è un mio limite, ma anche quello che ci tengo a dire. Ecco, io tra l'altro scrivo racconti, quindi ho cominciato a scrivere poco dopo di quando avevo avuto questo incontro con questo libro, The Storyteller's Tale, no? Quindi io volevo tradurlo all'inizio come racconto del narratore, ma mi sembrava non tanto corretto, quindi ci ho ripensato. Questo era un menestrello, anche se non suonava, perché il cantastorie, diciamo la tradizione per esempio italiana, avevano sempre uno strumento musicale con cui si accompagnavano, ma non sempre anche questo. Quindi lui poi si definisce poeta narratore, poeta narratore. E quindi mi ha affascinato un po' questo titolo. E quindi l'ho comprato, no? E poi ho detto, ma se volessi anche tradurlo, no? Un libro non molto, molto voluminoso, no? Sono 130 pagine, anche nell'originale, più o meno siamo là. Siamo là. E comunque io intanto l'ho letto questo libro e poi l'ho lasciato lì un po' decantare, non ho pensato subito di tradurlo, no? E poi anche perché ero impegnato col lavoro, lavorativamente, non ero in pensione a quell'epoca là, quindi avevo anche... sì. E poi stavo pensando contemporaneamente anche di scrivere qualcosa di mio, no? Quindi non avevo tempo neanche di dedicarmi. Quindi quando ho cominciato a farlo un po' alla volta, no? Ho detto perché, vabbè, io provo a tradurlo, poi se a qualcuno interessa potrei proporlo anche a qualche casa editrice, visto che mi sono informato, non è stato mai tradotto in italiano prima, ok? E mi sono informato presso la casa editrice La Penguin India, no? Che è la prima casa editrice che ha pubblicato il libro The Storyteller's Tale, e mi ha detto guarda che per i diritti bisogna informarsi per i diritti di traduzione, cioè il diritto di traduzione vuol dire che non si può tradurre un'altra lingua se non si comprano i diritti in pratica, no? Che non sono le royalties che sono i ricavi da vendita, i diritti di traduzione, come un po' il diritto d'autore esiste il diritto di traduzione e se lo fanno pagare questo diritto di traduzione. Quindi io comunque sono andato avanti lo stesso, ho detto va bene, intanto lo traduco perché mi piace tradurlo, mi piace sentire come viene fuori in italiano, ecco questa è la mia ragione principale. E ho detto perché no, ma se piace a me, piacerà probabilmente anche ad altri che non conoscono l'inglese, quindi io leggo anche spesso libri in lingua originale, però non tutti, mi rendo conto, amano leggere in lingua originale, no? È vero, c'è più fatica, come dice Filippo. Quindi io, a dirla breve, ho cominciato a tradurlo a puntate questo libro, no?
Dopodiché avevo in mano un manoscritto, no? Che potevo farne quello che volevo, perché che cosa ho fatto? Ho provato, naturalmente come se fosse anche una mia produzione, a contattare qualche casa editrice. Allora non voglio entrare un po' in un argomento un po', diciamo, un po' spinoso, come dice, no? No, definiamolo pure spinoso. Che è quello di rapporti fra autori, case editrici, distributori e compagnia bella, e poi anche librerie alla fine. Insomma, ognuno vuole tirare l'acqua al proprio mulino, naturalmente, no? Allora, l'autore, che dovrebbe essere il principale, no, soggetto di questo tipo di sistema, molto spesso viene considerato alla fine, cioè viene considerato come diciamo, qualcosa che viene dopo, no? Invece di venire prima. Quindi tutto il lavoro che fa l'autore poi non viene considerato dal punto di vista come dovrebbe essere considerato. Insomma. Comunque è un discorso anche di economico, eccetera, eccetera. No? Comunque, fatto sta che io ho contattato qualche casa editrice e o mi rispondevano che loro avevano i loro traduttori e quindi avevano la cerchia di persone che erano in grado di tradurre, e poi questo autore risultava anche poco conosciuto e comunque poco appetibile secondo loro. Poi in qualche caso invece hanno contattato direttamente l'autore, con lui ho cominciato ad avere un rapporto epistolare, gli ho chiesto: guarda, questo libro ti piacerebbe che fosse tradotto in italiano? Come no? Dice, mi piacerebbe come che fosse, anche perché i diritti di traduzione sono stati venduti già in Francia, in Germania e in Spagna e anche in Ungheria recentemente, no? Quindi è stato tradotto in 4 lingue e è stato anche venduto in questi paesi. Perché no fare in Italia? Guarda, allora fammi scrivere da qualche casa editrice e poi io gli spiego. Hanno scritto, evidentemente non si sono trovati d'accordo dal punto di vista economico, è sempre lì il discorso, vero Filippo? Esatto. E è andato a finire che tutto si è fermato. Io mi sono fermato, sono passati qualche anno, no? E nel frattempo mi sono impegnato su quello che ho pubblicato, altri 3 libri miei, per esempio, no? Di cui 2 l'ho presentati qua, uno l'anno scorso, e arriviamo al 2022. Arriviamo al 2022. Cosa è successo nel frattempo? Ho pubblicato un libro mio per bambini, è la mia prima pubblicazione che ho fatto in self-publishing, quindi autopubblicazione. Come? Dove? Pensate un po' in quello che è più diffuso oggi, che è Amazon. Amazon non consentiva all'epoca, nel 2000 quando è uscito nel 2009, è uscito il libro originale, non c'era questa possibilità se non pubblicare ebook, solo ebook, ma non libri cartacei. Questa possibilità è venuta fuori dal 2019-2020, mi pare, se non vado errato. Quindi ho pensato, ma perché non autopubblicarlo? Ma si può fare, perché dovrei avere l'autorizzazione da parte dell'autore, è lui che ha i diritti di autore sul testo originale, perché se è vero che il traduttore diventa autore se stesso e ha i suoi diritti di autore, che sono quelli tramandati con l'inizio della traduzione, deve avere però l'ok dallo scrittore. Quindi io ho scritto dopo tanto tempo di nuovo all'autore e gli ho prospettato questa iniziativa. Guarda, c'è la possibilità io ho la traduzione già pronta, bypassiamo il discorso dei diritti di traduzione, io ti faccio il testo e dopodiché ci mettiamo d'accordo eventualmente sulle royalties. Vabbè, ci mettiamo d'accordo, insomma, no, è un modo un po' eufemistico, ma lui ha accettato molto volentieri questa soluzione, no? Mi ha detto sì, sì, ok, fai tu, io ho fatto tutto io, perché oltre alla traduzione l'ho impaginato, ho fatto la copertina, bella o brutta è questa, ok? Non ho chiesto neanche qualcuno un grafico, e insomma è venuto fuori una cosa decente, mi pare, no? E quindi anche grazie all'esperienza che avevo dai libri che avevo pubblicato io, sempre in Amazon. E l'ho messo in Amazon ed è rimasto lì fino ad oggi, perché la brava Silvia non mi ha dato la possibilità di pubblicare, ma non è colpa sua,
Solo perché è troppo famosa e troppa gente si rivolge a lei, ma giustamente perché trova un servizio ottimo, no, una Grazie. pubblicità eccezionale in questo ambiente e quindi ho dovuto fare lista d'attesa. Ne sa qualcosa anche Filippo, immagino. Sì, passiamo da fuori a dentro, nel senso che, ok, il libro, apro e chiudo la parentesi, io nei miei contratti il diritto di traduzione lo metto sempre. Comunque, chiusa parentesi, quindi io ti avrei chiesto il diritto di traduzione. Chiuso il discorso. Passando da fuori al dentro, il libro, come dicevi, è ambientato sostanzialmente in India, un'India reale, un'India inventata, luoghi riconoscibili, identificabili, luoghi che non trovano un riscontro sulla cartina geografica, ma come qualsiasi opera letteraria. È come, ci ricordiamo tutti, lo scalpore che fece il Codice da Vinci di Dan Brown, che lo presero per vero. Era chiaramente novo, è un romanzo. Quindi l'autore, sì, si basa sulla propria esperienza, sul proprio vissuto, sulla propria conoscenza, sulla cartina geografica, quell'oggetto a me misterioso. Al contempo crea anche dei luoghi, crea dei personaggi, crea dei nomi che non hanno nulla a che vedere con quei luoghi, perché effettivamente alcuni nomi sono più che altro un'ispirazione, più che una traslitterazione di quello che potrebbe essere una reale conoscenza di un nome di una persona del luogo. In questo contesto, a cavallo, al confine tra realtà e finzione che in qualsiasi romanzo esiste, in questo contesto inserisce temi universali, ma anche temi che derivano da quello che è il suo vissuto, da quello che è l'esperienza, da quello che è il filone nel quale si innesta quello per l'appunto cantastorie, tutta la tradizione persiana dei cantastorie, che rimanda a testi più o meno famosi, dalla Mille e una notte a Leila e via dicendo. Quindi si innesta in un filone aggiungendo una serie di tematiche universali che sono trasversali a culture differenti, inserendo la cultura occidentale, inserendo elementi, stilemi che appartengono ad altre realtà, creando sostanzialmente un unicum eterogeneo, permettetemi la cacofonia, permettetemi l'ossimoro, un unicum eterogeneo di elementi e di temi che spaziano su dettagli più o meno conosciuti. Si pensi ad esempio al discorso che facevi tu prima dei due fratelli. I due fratelli sono una delle classiche rappresentazioni di doppelganger, come si conosceva nel tardo Ottocento, di scomposizione dell'io, quello tutto buono, quello tutto cattivo, quello bello, quello brutto, quello debole, quello forte. Ci sono migliaia, Jekyll e Hyde è l'esempio più eclatante che mi viene in mente, la scomposizione dell'io è debole e forte, ma bello e brutto anche, bello e brutto. Quello che è successo con le donne e quello che invece non ce la fa. Insomma, ci sono parecchi elementi di scomposizione dell'io in questi due personaggi, che comunque è una tematica che attraversa tutta la letteratura occidentale più che altro, soprattutto nei momenti di crisi, soprattutto nei momenti di rottura e di crisi. In questo caso siamo di fronte al sacco di Delhi, perciò più rottura di quello, più crisi di quello ci sta. Anche la stessa assenza del nome del protagonista è un dato che trova riscontro nella novellistica persiana. Insomma, ci sono tutta una serie di elementi che rimandano a un nucleo completamente eterogeneo di stilemi. Quindi, passando alla domanda, luoghi, nomi, temi, cosa ci dici? Allora, sì, sui luoghi è presto detto perché l'India è un paese molto articolato, molto diversificato sia geograficamente e anche culturalmente. Pensate che ci sono ben 127 lingue parlate in India, in cui la lingua principale è l'Hindi, poi ci sono lingue di ogni stato avrebbe una lingua ufficiale. Lo stato in cui abita Omar Ahmad, si dice Ahmad, è uno stato Uttar Pradesh e la lingua è Urdu. L'Urdu è simile, diciamo, grammaticalmente all'Hindi, però ha dal punto di vista, diciamo, anche come si dice,
viene parlata insomma in modo diverso. Ecco. Ed è è la seconda lingua che utilizza oltre l'inglese lo stesso autore. Io però direi che io ho portato una specie di intervista, visto che l'autore non era disponibile direttamente, gli ho fatto un'intervista da remoto, diciamo, no? E gli ho chiesto alcune cose. Ed è recente, perché a giugno, per esempio, io gli dico, guarda, il prossimo novembre presenterò la prima novella da me tradotta, in occasione di un festival letterario locale. Ti invierò la notizia, e poi gli invierò anche magari qualche foto, e sarebbe molto gentile da parte tua se potessi aggiungere e raccontarmi qualche altro dettaglio a riguardo, ad esempio come scegli i nomi dei personaggi. Vedi che ti avevo anticipato su questa cosa già a giugno, quindi non ci conoscevamo ancora. Altri personaggi delle tue storie, cioè Taka, Wara, Ares e Bara, perché sono i 4 nomi presenti nei 2 racconti principali, il racconto del cantastorie e la risposta della signora, e alcuni suggerimenti di quanto le stesse storie fossero state influenzate dal background culturale indiano, come diceva Filippo, no? Prima. Lui mi risponde sui nomi in storyteller. Questa è una domanda difficile, lui dice già che è difficile, per la quale non ho risposte facili. Questo lo traduco proprio quello che dice lui. Raramente scelgo nomi con qualche accortezza, più semplicemente ciò che suona bene. E questo la dice lunga, no? Ognuna delle storie è stata scritta in un giorno, pensate, no? Nell'arco di poche settimane, con poca pianificazione, semplicemente ricordando storie che mi erano rimaste impresse nella testa o nel cuore. Non c'era un contesto storico nella prima bozza, poi l'ha aggiunto poi, no? Motivo per cui i nomi dei personaggi nella storia interna non seguono alcuna logica culturale, in quanto non sono nomi dell'Asia meridionale o europee, anche se in seguito ho appreso che Taka è spesso un nome giapponese, pensate un po'. Sui motivi di quanto siano influenzati dall'ambiente c'è una storia del Pancatantra, che è praticamente un libro di favole, il più antico libro di favole indiane, una delle classiche serie di racconti che avrebbero continuato a influenzare le Mille e una notte, a sua volta influenza le Mille e una notte, no? In cui la persona adotta un animale selvatico ed è il principale protagonista della prima storia, di quella donna che è fuggita nella foresta insieme a suo figlio e adotta il lupo, che però nell'India di solito è un elefante e non è un lupo. No? E poi non c'è poi un aspetto tragico che non vi dico come va a finire, no? come nella storia del cantastorie. E quindi c'è un'interfaccia con il selvaggio che è molto importante, no? E in questo senso c'è qualcosa che non capiamo, qualcosa che è un confine tra spazio civilizzato e uno spazio selvaggio. Questo è importante soprattutto in un paese in cui accanto a grandi città moderne anche adesso esistono realtà molto diverse, no? Anche di... Sì, esatto. E penso che sia centrale per queste storie il fatto di quanto sia difficile immaginare cosa sta succedendo oltre i confini, quanto sia necessario parlare delle nostre storie in modo che possiamo capirci l'un l'altro. Quindi poi dice che c'è anche un discorso di aspetto morale, no? Certe storie hanno un fine di dare un aspetto morale, quindi un insegnamento morale, no? Alla fine. Però quello che l'ha colpito di più è la bellezza. La bellezza è più potente della moralità nei suoi racconti, pensate un po', perché la bellezza può vincere sia su chi ha tradito, perché ci sarà un racconto in cui c'è un tradimento o c'è una vendetta, no? Dovuta alla troppa bellezza, e questo è il racconto che fa praticamente la signora, no? Qui in uno dei 2 fratelli, Ares, era talmente bello che lui va presso il magistrato e la moglie del magistrato si invaghisce di lui, gli fa una proposta, no? E lui però non accetta. Per vendetta lo fa imprigionare e quindi va a finire che lui poi... La morale è mai rifiutare le proposte? Per esempio. Però, quindi vedi, ci sono dei valori comunque che lui, ovviamente sono valori universali, no? Che vanno al di là poi delle battute che ama fare anche Filippo. E quindi è una condotta radicale che viene esplicitata. E lui dice che presumo che gli insegnanti religiosi, lui è poi laico, avete capito, no? Lui pur essendo diciamo musulmano
diciamo che di mentalità laica anche dovuto poi alla sua preparazione culturale, no? Gli insegnanti religiosi danno le loro spiegazioni per queste storie, ma ne sono sempre stato colpito. Poi dice: qualcuno ha letto la mia traduzione del tuo libro e ha notato, questa è recente, che il narratore non ha un nome e dice che è una persona senza nome e senza identità. Non faccio nomi su questo. Cosa può rispondere a questa affermazione? E lui mi ha risposto. Lui dice: "This is part of the challenge of translation". Cosa dice? Questo fa parte della sfida della traduzione. Però questo lo dice all'inizio. Il personaggio è basato, e questo è un colpo di scena, no? Sul grande poeta urdu Mir Taqi Mir. Se andiamo a vedere questo poeta, è un grande poeta effettivamente, che ha gli stessi valori che poi esprime, per la maggior parte almeno, il cantastorie nei suoi racconti. E sarebbe ovvio per coloro che conoscono la sua storia, ma forse c'è un motivo naturale per il quale il narratore è senza nome in questo particolare lavoro. Attingo molto fortemente alle tradizioni di nuovo del Panchatantra e dell'Alf Laila, Walaila, Mille e una notte, come si diceva prima, in cui i narratori originali erano molti e rimangono senza nome. Quindi ribadiamo il discorso che è stato già detto. Il punto è che le storie sono quello che noi facciamo di loro. Cosa facciamo noi di loro? È il lettore che poi deve anche contribuire alla motivazione delle storie. È così che vivono, farle vivere. Leggendole si fanno vivere le storie. Far sì che ne parli solo l'autore le uccide le storie. Quindi le storie devono essere, si deve parlare delle storie quando si leggono le storie e possono essere lette da persone che hanno, diciamo, culture diverse, provengono da paesi diversi, tanto è vero che è stato tradotto anche in altre lingue, e ognuno, diciamo, porta la sua esperienza personale, la sua cultura personale. Quindi è un discorso globale che fa lui, no? Un discorso globale. Ultima domanda, just a last question. What language do you usually speak in your family? Capite cosa ho detto, no? Che lingua parli a casa? Con la famiglia? Risposta molto breve. Un misto tra urdu e inglese. Quindi come noi parliamo in veneziano e in italiano, lui parla in due lingue. Ma è normale in India, penso, questa cosa, no? Anche forse in 3 lingue parlano. Perché appunto c'è questo misto, questo miscuglio di culture linguistico, 127 lingue, pensate voi, no? Che è difficile trovare una lingua unica. Ci avevano pensato gli inglesi, nella loro denominazione, a normalizzare tutto e ci sono riusciti per quanto riguarda certe classi sociali, quelli che potevano permettersi poi di studiarlo inglese e di avere delle scuole, no? A livello che li potessero, e questo potrebbe dire qualcosa anche Filippo. Sì, questo è vero all'epoca. Oggi si parla apertamente di inglesi, cioè tutto lo studio della lingua inglese oggi, ho avuto la fortuna di stare a dei convegni di British Council ultimamente e via dicendo, si parla apertamente di Englishes, cioè un plurale, non è più inglese, sono inglesi, perché si sono sviluppati in dati contesti. Chiaro che all'epoca della colonizzazione l'inglese che è stato impostato è quello britannico, difatti basti parlare con qualcuno di una certa età proveniente da certe aree geografiche, chiudono qualsiasi frase dicendo sir, tipico modo di omaggiare la persona con la quale si stanno relazionando.